God Save the Wine, siamo a Roma, una serata frizzante che comincia a essere questo fresco settembrino e quindi ci vuole qualcosa per sottolineare questa frizzantezza e non poteva mancare Valdobbiadene, la parte più bella, più particolare del Prosecco, questa bollicina che ha conquistato il mondo, ma ha cominciato a conquistare il mondo dall'Italia e quindi da Roma, dove Bortolomiolo è uno dei marchi più apprezzati di Prosecco, e soprattutto Valdobbiadene che è il cuore di... Ecco, la vendemmia 2020 ancora si può dire poco, perché insomma anche nella zona lì... È in divenire, promette bene, però ancora è meglio... Ma non, un po' per scaramanzia, un po' gli no. scongiuri per scaramanzia, è meglio aspettare ancora qualche giorno. Concentriamoci sulla 2019, che adesso comincia a essere veramente buona, perché si aspetta sempre troppo poco. Normalmente un anno dopo la vendemmia qualsiasi prodotto, anche lo spumante, che comunque va bevuto giovane, però si esprime al meglio un anno dopo la vendemmia. Noi diciamo della 19 ci ha colpito molto le risultanze che ha avuto il nostro prodotto rappresentativo, cioè lo Use Nature. Ok, quindi Use Nature, che è già l'etichetta verde, capisce l'attenzione. Che diciamo soddisfa tutte le nostre attenzioni sulla viticoltura ecosostenibile, e sono già un po' di anni che l'azienda si sta concentrando per migliorarsi e raggiungere un obiettivo di soddisfazione. I clienti chiedono, no? C'è più attenzione all'ambiente. C'è più attenzione, è ovvio che questa attenzione, questa cura, richiede un'attenzione lavorativa superiore, e quindi il prezzo inevitabilmente è un po' superiore rispetto al classico prosecco. Questo è comunque un prosecco superiore di OCG, Valdobbiadene, che però ovviamente ha una fascia di prezzo un po' più alta rispetto al classico non biologico. Circa un prodotto un po' particolare, non si fa specie a pagare quei 2-3 euro in più. Certo, quando uno è abituato a bere un prosecco ovviamente non di OCG, 4, 5, 6 euro, è ovvio pagare 12-15, però persone che arrivano già preparate, sanno cosa trovano nel bicchiere, e direi che non restano... Nella versione brut, quindi secca, quindi a tutto pasto, dagli antipasti Parlando di abbinamenti, invece, lamentami un altro vino tuo. Diciamo, l'abbinamento, rimanendo sempre su questo, si è visto che anche sulla fassona, sulla tartare di farsona si sposa perfettamente, perché comunque ha un giusto compromesso di residuo zuccherino, che diciamo non è secco, non eccessivamente secco. L'azienda ha prodotti anche più secchi, e neanche nella versione extra dry, che è morbido, che poi dopo è difficile, dopo l'antipasto sugli abbinamenti a tavola diventa un po' più complicato. Quindi ecco, cercare una battuta di fassona, magari Pier Angelini ci ha preparato stasera. E invece un altro vino, abbiamo parlato dunque questo è quello Padosé, no? Questa è la riserva del 70. Questo la assaggio volentieri, raccontaci le cose. Questo è la riserva del 70esimo, questo è uno spumante, sì, rimane sempre un metodo Martinotti, ma diciamo che versandolo nel bicchiere a parità di un metodo classico è difficile. Del Martinotti, È difficile capire qual è il metodo classico e qual è il metodo Martinotti o Charmat. In effetti questa belle note lievitose, queste note di burro, di miele, di zenzero, zafferano, però rimane la freschezza e queste note accattivanti del Martinotti, senza rinunciare alla complessità. Non è facile fare un prodotto. Lo studio che è stato fatto per l'affinamento, l'evoluzione di questo spumante, diciamo, in autoclave è rimasto poco tempo rispetto al normale, si è affinato molto più in bottiglia. Quindi si preserva la freschezza e l'aromaticità, e effettivamente nel bicchiere è proprio questa magia. E questo qui sui crostacei è una cosa favolosa, insomma, solo sul pesce. Andiamo subito da Pier Angelini, gli avanzerà un gambero in qualche modo. Grazie mille, buona serata. Grazie a voi, grazie.